Bene, eccoci insieme anche oggi. La voce dell'autotrasporto veneto è il tema di questa puntata. Non siamo a parlare della nascita di una nuova testata giornalistica, insomma il titolo ci sarebbe, bensì è il tema degli Stati Generali Trasporti 2018 che si tengono il 16 di giugno a Mestre, al Quid Hotel Best Western. Ne parliamo con Michele Varotto, che è il presidente di Confartigianato Trasporti Padova. Insomma, visto che l'abbiamo messa in maniera sorridente e garbata prima fuori onda, ripongo la domanda. Voi siete sempre una categoria particolarmente vivace, qui parlerete degli scenari, cosa vedete? Noi siamo sempre una categoria vivace, soprattutto quando ci sono i nuovi governi o le nuove leggi di stabilità, però volevamo fare una cosa diversa e quindi come Confartigianato Veneto abbiamo deciso di organizzare questi stati generali dell'autotrasporto. Perché? Perché vogliamo riunire i nostri associati, i trasportatori, quindi i nostri funzionari, delegati, chi fa trasporto, e li vogliamo riunire in una giornata di lavoro dove ci saranno 6 tavoli tematici. Poi li affronteremo magari con dei consulenti e dei tutor esterni, e da questa parte vogliamo che i trasportatori cominciano a parlare dei problemi già che lo sappiamo, di come risolverli e di avere anche delle idee per il futuro, perché adesso si è insediato un nuovo governo e prima che facciano anche loro le leggi per la legge di stabilità e poi noi ci presentiamo, no, facciamo il fermo, c'è bisogno, sbagliamo, vogliamo arrivare in anticipo con delle idee della progettualità ed accompagnare il nuovo governo o i prossimi governi con delle leggi o delle proposte per crescere insieme e per avere una fluidità sul nostro territorio. Ecco, io partirei da una domanda di scenario, perché ricordo, poiché mi aveva sorpreso, anni fa parlando con dei suoi colleghi, che proprio dalla vostra categoria era partita o comunque si era sposata l'ipotesi di spostare il traffico, gran parte del traffico, dalle ruote, quindi dall'autotrasporto, alla ferrovia, questo per motivi di inquinamento, di intasamento delle strade. La cosa mi aveva sorpreso, visto insomma, che è il vostro pane quotidiano, ma la risposta era, insomma, noi siamo disponibili a trasformarci in aziende della logistica, più in generale. Certo. A questo punto dove siamo arrivati? Siamo arrivati che il governo passato ha investito moltissimo sulla ferrovia, Del Rio era uno dei suoi capisaldi di trasferire il materiale sulla ferrovia, ha messo anche a disposizione, diciamo, sulla carta una serie di risorse che poi alla fine non so se c'erano per spostare la merce sulla ferrovia. Noi continuiamo a dire che comunque il 90% delle merci viaggia su strada. Noi siamo disponibili a fare sulla ferrovia perché accorge i tempi, accorge sull'ambiente, tutto quanto, però deve essere pronta la ferrovia e deve avere una certa flessibilità, velocità e deve andare veloce. E quindi, ancora adesso il vantaggio della gomma è che si hanno dei tempi più certi. Sì, e quindi non prima togliamo le risorse perché dobbiamo fare, perché togliendo le risorse ingessiamo il mondo del trasporto per forse o per cercare di aumentare la ferrovia. Allora, prima si fa il programma, si aumenta la ferrovia, poi automaticamente noi siamo gente di lavoro, lavoriamo nell'economia, siamo imprenditori, quindi se c'è un risparmio, se c'è una velocità, se i tempi di guida andiamo meglio con la ferrovia, noi usiamo la ferrovia, ma ci deve essere predisposto. Quindi anche un cambio di cultura, perché ancora adesso insomma, siamo abituati a guardare quanti camion ci sono per strada per capire come va l'economia del paese. Certo, bisogna vedere quanti camion sono italiani e quanti camion sono stranieri, è sempre il solito problema e infatti non c'è solo l'Italia, c'è anche l'Europa. Quindi un nostro settore che è ingessato da una burocrazia molto pesante, che è uno dei temi principali, da dei costi di gestione molto alti, noi vogliamo ridurre questi costi, ridurre questa burocrazia. Ma comunque va bene tutto il sistema logistico se implementiamo queste cose. Perché abbiamo avuto modo di parlare in altre occasioni proprio del fatto che oggi nell'ambito di una logica europea, insomma dall'estero vengono a lavorare in Italia aziende di trasporto però con le regole e le leggi del paese loro, che evidentemente sono diverse e spesso meno restrittive rispetto a quelle italiane, creando una sorta di concorrenza sleale. Certo, ma si sta anche là globalizzando un po' dappertutto e quindi c'è già stato il prima
botta di stranieri che sono venuti in Italia, e ci sono, però adesso comincia anche a esserci una mancanza di manodopera, di personale, quindi bisogna fare anche uno sviluppo interno sulle scuole, su tutto. Le patenti superiori la gente non le fa, costa troppo, eppure è ancora un lavoro che dà una sua redditività, è un lavoro da fare, sembra che sia brutto, sporco e cattivo, invece... Questo ci sta dicendo che c'è una ricerca di manodopera nel settore dell'autotrasporto? Diciamo nel mondo della logistica e servizi c'è sempre la ricerca di manodopera. Se poi tutti, compreso anche le attività che abbiamo, io non mi tolgo, c'è sempre la ricerca di manodopera magari a basso costo per stare nel mercato. Io credo che bisogna nel futuro creare una ricerca di manodopera ma che sia specializzata, qualificata, ma bisogna anche formarla e pagarla, possibilmente se il mercato lo permette. Affrontiamo, seppur rapidamente, i temi che saranno oggetto del vostro lavoro. Il primo è il tributario fiscale. Riusciamo a dire qualcosa che non sia particolarmente tecnico? Qual è il problema che voi oggi avete? No, abbiamo una fiscalità molto alta, perché noi parliamo di accise, parliamo di bolli, parliamo di autostrade e parliamo di gente monoveicolari che hanno una tassazione molto alta. Quindi cercare di ridurre le tassazioni su queste attività, in modo che già pagano, cioè tu quando fai gasolio, quando paghi i bolli, paghi già le tasse e ulteriormente pagano le tasse. Quindi ci sia una regolarizzazione della percentuale delle tasse, una flax tax, diciamo, anche per le attività di autotrasporto. A partire... Che parola? Sì, dopo una parola che prende, perché quando è una parola sulla bocca di tutti si usa. Comunque, uno slogan abbiamo visto diciamo, che è facile, esatto, e quindi delle detrazioni che siano sicure e continuative, quindi anche la gente riesce anche a programmarsi, perché se un anno è 50, un anno è 30, non si sa quant'è la disponibilità, la programmazione diventa difficile. Più ti programmi, meglio vanno tutti. Secondo tavolo tecnico-normativo, qua ci sarà solo da sbizzarrirsi sulla burocrazia. Io è il mio caposaldo, che lo conosco benissimo, parlo di formazione. Noi abbiamo personale che è straformato in tutti i termini, è da ridurre, ma non da ridurre la formazione, perché ridurre formazione vuol dire meno sicurezza, ridurre le quantità doppie di formazione, perché noi facciamo varie formazioni sui carichi pesanti, sulle ore di guida, sul CQC, sullo Stato-Regione. Il CQC è la patente professionale, quindi ogni 5 anni abbiamo 36 ore da ripetere ogni volta. Però su queste formazioni si ripetono sempre le stesse cose. Allora, la riduciamo, se su 3 corsi si fanno 4 ore della stessa cosa, facciamo 4 ore e valgono per 3 corsi. Si risparmia tempo. Una riorganizzazione della formazione. Intermodalità e logistica, in qualche maniera abbiamo anticipato prima il tema, che però credo sia centrale rispetto al futuro della categoria. Qua abbiamo un tecnico che è il dottor Tosetto, che è direttore dell'Interporto di Padova, e più di intermodalità di Padova, dove ci sono le nuove gru a portale, arrivano i treni, escono le merci. Intermodalità vuol dire dei luoghi, delle aree, che sono appunto gli interporti, in cui ci sono perlomeno 2 modalità, ferrovia e ruota. Sarebbe bene ci fosse anche la terza, che è quella appunto acquatica. Sì, abbiamo il porto di Venezia, ma anche si parla anche di logistica, quindi di scambio merci, di piattaforme per ridurre i tempi di percorrenza, cioè l'intermodalità ha uno spazio altissimo, ma più... Anche perché oggi è al centro del bilancio di un'azienda, la logistica è diventata fondamentale. Ma più le realtà riescono a coniugarsi, più si risparmia e più poi anche il paese si sviluppa. E più diventiamo veloci nei confronti anche di altri paesi, perché sono tutti bravi, la Germania, la Francia, ma io non ci credo, perché dopo ogni paese ha i suoi problemi. Io credo che noi non siamo secondi a nessuno. Vorrei declinare il termine, questo tema, intermodalità e logistica, in un aspetto che può sembrare piccolo, ma a me è sempre colpito molto, che è quelle delle aree di sosta per gli autotrasportatori. Non ce ne sono. Appunto, perché ogni volta ne parliamo e mi parrebbe veramente una battaglia di civiltà, perché siete costretti veramente ad accamparvi, soprattutto nel fine settimana, in situazioni incredibili. Il fine settimana teoricamente non dovrebbero accampare, dovrebbero stare a casa sua tanti camion. Vabbè, però basta farlo in autostrada. Eppure le aree di sosta sono piene che di vivono camion. E dormono, anche se dovrebbero essere in altri paesi. Ma non solo, anche di sabato e domenica, anche alla sera, alla notte. Noi abbiamo dei tempi di guida, di riposo, che siamo obbligati a fermarci, perché abbiamo ritiro di patente, perché abbiamo delle multe, e le aree sosta ce ne sono poche. Diciamo che le autostrade noi le paghiamo truffaldamente, anticipiamo anche i lavori,
adesso ha preso un bel tema, e le autostrade, la terza corsia delle autovie venete, abbiamo già pagato noi quegli investimenti, ma siamo da 2 o 3 anni che siamo in colonna, incidenti, tamponamenti, e poi perché c'è la fluidità non possiamo sorpassare, ma se non possiamo sorpassare si creano gli imbottigliamenti e si rischiano anche gli incidenti, perché dopo secondo me purtroppo il tema tornerà d'attualità quando succederà un incidente. Ormai succede ogni giorno. Ma finora, voglio dire, io almeno mi è sfuggito, di sera soprattutto, entrare talvolta nelle aree di sosta dove ci sono i benzina è pericoloso, ci sono i camion dappertutto. È pericoloso. Io capisco l'esigenza. E quindi io dico, se noi le paghiamo dal piano d'ora, ci devono le aree sosta, devono essere create fuori, quindi le autostrade o il governo italiano che ha dato in gestione, perché ha dato in gestione per una marea di anni queste autostrade che non le hanno pagate, perché quando dai in gestione una cosa già pagata vuol dire essere già in guadagno. Vediamo che i Benetton stanno comprando tutte le autostrade spagnole, vuol dire che quelle italiane hanno dato una redditività per fare gli acquisti, e allora è il caso che anche noi o paghiamo meno o delle carte servizi, perché è come andare al supermercato, cioè io faccio un uso sempre, dammi una carta servizi, se c'è un incidente non pago, se non c'è la sosta non pago, e se invece pago mi devi dare il servizio. Io mi fermerei qua perché siamo in conclusione. Cito solo che gli altri temi di cui si parlerà sabato 16 giugno saranno quelli giuridico-legale, contrattualistico e poi appunto le infrastrutture e la sicurezza stradale. Di cui abbiamo parlato lo stesso comunque, perché certo, sono tutti più o meno collegati nel sistema. Grazie a Michele Varotto, che è il presidente di Confartigianato Trasporti Padova. Ricordiamo allora questo appuntamento importante per la categoria. Gli stati generali dei trasporti si terranno sabato 16 giugno a Mestre, Quid Hotel Best Western, la voce dell'autotrasporto veneto. Buon lavoro. Grazie. A voi, alla prossima.